Adesso io aprirei il dialogo con voi, dando a voi la parola. Sì, diamoci un tempo, dice giustamente Monica, io direi le 11 si chiude. Perfetto, cominciamo, abbiamo già raccolto qualche intervento, grazie a Deborah. Prima a intervenire, Marina Marzari, Presidente del Coordinamento LGTA di Treviso. Grazie a tutti, grazie per la parola. Vorrei spiegare brevemente cosa vuol dire Coordinamento LGTA Treviso. È un coordinamento fatto di singole persone ed associazioni che si occupano di tutte le discriminazioni per orientamento sessuale e di identità di genere. Chiaramente all'interno del coordinamento fa parte anche l'associazione di famiglie Arcobaleno, motivo per cui ci siamo sentiti ancora di più, se fosse possibile, coinvolti nel dialogo e nel confronto a cui abbiamo assistito in questi mesi. Devo dire dialogo e confronto che anche all'interno del coordinamento ha assunto sfaccettature diverse, perché le teste sono tante, e credo di poter dire a nome del coordinamento, anche se non avevamo potuto parlarne, che siamo molto felici di aver sentito dire qui più volte da più persone anche di culture diverse di nominare il matrimonio egualitario, cosa che noi temevamo questa sera di non poter dire, quasi fosse un tabù rispetto a quello che è il nostro desiderio. Sono psicoterapeuta, dare un'indicazione anche legata al fatto che dal 1973 in effetti l'omosessualità non esiste più nel DSM, cioè il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Questo fa riflettere sul fatto che se una cosa non è più definita patologica da ben più di 40 anni, sia stranissimo che noi ora stiamo, scusatemi il virgolettato, a perdere tempo, pertanto a trovare dei termini diversi per definire qualcosa che in fondo, se noi omosessuali siamo definiti uguali agli altri, non capisco che senso abbia trovare un termine diverso. Anche se questa sera ammetto che per come voi ne avete parlato esco quasi orgogliosa che non ci chiamiamo matrimonio ma ci chiamiamo unione civile, perché sembra quasi che sia il matrimonio che dovrà adeguarsi e non viceversa. Credo di parlare a nome di tutti, sicuramente a nome del coordinamento, ringraziando chi è stato sveglio di notte e di giorno e ci ha messo il cuore, questo l'abbiamo visto, per darci qualcosa che io nonostante sia triste che sia nel mio coordinamento per il fatto che questa child adoption non sia stata compresa, ma siamo molto sicuri e forti del fatto che verrà presto, che questo è solo l'inizio di qualcos'altro e che anche questo inizio per alcune persone potrà voler dire cambiare la loro vita. E non dimentichiamoci che se è da 30 anni che se ne parla e anche da più di 30 anni che esistono coppie che si sono viste negare dei diritti che finalmente adesso potranno avere. Ringrazio tutti, soprattutto voi che siete venuti Vi pregherei di essere brevissimi e di fare domande, possibilmente. Si è prenotato Ivano Rinosto. Buonasera, volevo fare una domanda all'onorevole Cirina. Non le sembra che questa legge e anche la legge sull'adozione non sia troppo permissiva e soprattutto lesiva del diritto che hanno i bambini di avere una famiglia tradizionale? Perché si risolve tutto dicendo basta che abbiano una famiglia, ma questa famiglia poi cosa insegnerà? I valori della famiglia tradizionale? No. Poi al dottor Savarese vorrei dire un'altra cosa, che si definisce cattolico. Nella Bibbia c'è scritto, Dio dice che chi pratica relazioni contro natura è in abominio a Dio. Così c'è scritto. Ecco, non pensate che un giorno sarete giudicati da Dio stesso? Grazie.
Sì, Nasatolino, movimento critico per la vita. Mi raccomando, sintesi e domande di attenzione. Faccio parte del movimento Con Cristo per la vita, dove è nato a Schio Vicenza, dove è apparsa la Madonna. Volevo dirvi, come mai questa fretta avete per approvare queste leggi? Siete proprio accaniti? Forse è la massoneria oppure la mancanza di fede? Sì, va bene, grazie. Andiamo avanti, ci sono altri interventi, domande? Rispondere a questa Allora, rispondo a queste due domande che non interrogano la mia coscienza di parlamentare laico. Io quando ho deciso di candidarmi al Senato per essere senatrice, ho scelto un partito del centro-sinistra, ho scelto un programma che condividevo, ho scelto di rispettare la Costituzione. Rispetto voi che siete credenti, che siete cattolici e che espletate nella vostra vita quotidiana l'esempio migliore dell'altruismo, dell'inclusione, del bene comune, e andate anche in chiesa e lì parlate con il vostro Dio. Io parlo con i miei cittadini che sono, virgolette, i miei datori di lavoro. Nel momento in cui io avrò fatto qualcosa contro la Costituzione sarò condannata. Poi penso anche, forse con la superficialità di una persona troppo laica, che Dio è molto più buono di quanto voi non pensiate.